e c'è questo tentativo di omologare l'informazione all'interno del comune con un pensiero unico. Un pensiero unico per Pieve di Soligo, ovvero quello del sindaco Soldan, stando alle opposizioni in consiglio comunale, che non perdono occasione per attaccare il primo cittadino ad alzo zero. L'atteggiamento autoritario che il sindaco di Pieve sta avendo è dovuto essenzialmente a un'arroganza che caratterizza lui e la sua giunta, oltre a una buona dose di dilettantismo che si può notare nelle azioni quotidiane che questa amministrazione fa. Un dittatore insomma per Pieve stando alle opposizioni, uno Stalin del quartier del Piave, visto la maggioranza di centrosinistra che governa la città. A polemizzare soprattutto la Lega, che proprio non accetta nel confronto politico il metodo di sindaco e giunta. Le uniche risposte che ci forniscono a fronte delle nostre interpellanze, delle nostre richieste, del suffragio, dei dati che riscontriamo attraverso i documenti istituzionali, avviene solo nei social network, attraverso ironie di genere, battute, oppure in consiglio comunale con il silenzio su tutti gli argomenti, sulla non volontà di porre l'attenzione e dare risposte su quanto noi chiediamo puntualmente. Dal canto suo il sindaco Soldan, da noi interpellato, non ritiene di dover rispondere alle polemiche di un'opposizione, che conclude così il suo attacco alla dittatura del sindaco. Questo autoritarismo settario che si vuole portare anche a livello del Consiglio Comunale, dove invece l'organo diventa organo di indirizzo politico-amministrativo, probabilmente non aiuterà nello sviluppo dei prossimi anni della comunità pivigina e anzi lo farà sprofondare in una ritratezza che poi chi verrà dopo dovrà impegnarsi maggiormente per poter risolvere le problematiche che questa amministrazione sta creando.